è nata la tua passione e come, insomma, da dove prendi le idee per questi costumi? La mia passione è nata, penso che avevo avuto 13-14 anni, che sono andata al Carnevale di Venezia con mia mamma, ovviamente, e ho visto tutte queste belle dame, tutti questi cavalieri, queste maschere importanti, e io ho detto: ma perché io non posso fare questa cosa? Siccome mia mamma è sarda, insomma, ha sempre fatto la sarta in famiglia e così, e quindi ho detto: mamma, anch'io voglio. E l'anno dopo successivo abbiamo inventato qualcosa così, un po' di fantasia, e da lì è partita questa passione, insomma, che ormai sono 20 anni che mi accompagna al Carnevale di Venezia, questa passione, insomma. E le idee vengono un po', vedo una cosa, penso, ci ragiono, mi vengono così, dipende un po' quello che vedo, quello che mi sento nell'anno di fare, insomma, cosa mi passa in quel momento per la testa, ecco. Non ci sono il Carnevale di Venezia dà sempre un tema, non l'ho mai seguito perché gli abiti che poi sfilano a Venezia sono abiti molto importanti, molto particolari, ricercati, ma poco mi si addicono. Chiaro, ho iniziato anch'io con un vestito da dama, bello, carino, mi sentivo una principessa, no? Il classico delle bambine, però poi ho iniziato a aver voglia di qualcosa di diverso, di interpretare qualcosa di diverso. Fatalità, ho trovato poi mio marito che l'ho coinvolto in questo, per cui abbiamo avuto delle, come si dice, delle maschere di coppia, no? Per cui anche lui poi mi veniva dietro, ecco. Diciamo che io metto le idee, mia mamma cuce e lui e mio papà fanno il resto, cioè tutti i dettagli, le cose che mi vengono in mente. Sì, coinvolgo tutti, ecco, siamo coinvolti tutti dall'inizio alla fine. Dipende molto da quando mi viene l'idea, che generalmente è a dicembre, quindi siamo molto sotto data, e dopo nel giro di un mese viene completato poi i dettagli, poi si cambia, si fanno le prove e si crea in corso d'opera, ecco. Quello che più mi ha impegnato sono stati gli indiani d'America che abbiamo portato a Venezia, perché lì ho ricamato a mano tutte le varie toppe degli indiani con la lana, e quindi alla sera stavo qui sul divano a fare i ricami sull'abito, e non sempre, cioè, pensi riuscirà qualcosa di buono. Vedo che però il risultato alla fine c'è, per cui funzionano, insomma, le idee sono abbastanza diverse, ecco. Però arrivi sempre sotto data, sì, 2 giorni prima devi ancora finire di attaccare le ultime cose e ti trovi all'ultimo che dici: oddio, mi manca un pezzo. Comunque riusciamo sempre a portare a compimento le cose. Poi è successo anche che a Venezia per un fotografo non gli andava bene una cosa perché era troppo luminosa, perché rifletteva l'obiettivo, eccetera, per cui a Venezia andare in cerca di una bomboletta spray per coprire questa lucidità che gli dava fastidio al fotografo. Quindi sono tutte cose dinamiche simpaticissime, perché così non servono a niente, però mi riempiono le giornate e mi danno lo svago, insomma, mentale che può servire, che fa sempre bene. Credo che il costume al quale io sono più legata sia Pinocchio, la favola di Pinocchio. Io ero Pinocchio, mio marito ha fatto Mangiafuoco, e poi negli anni, perché l'ho portato più di qualche anno, si è aggiunta mia cognata con la fata turchina, mia nipote col grillo parlante e 2 miei amici, i miei testimoni di nozze, che hanno fatto il gatto e la volpe, per cui eravamo proprio tutta la favola al completo. E forse questa è quella che più ci ha battezzato, ecco, perché abbiamo interpretato proprio una favola che in tutto il mondo conoscono, ed è una cosa bellissima quando persone di diverse nazioni ti riconoscono nel personaggio, perché ti dicono: Pinocchio, era una cosa incredibile, perché era proprio entrato nell'animo delle persone. Per me questo è il carnevale, insomma, riuscire a trasmettere qualcosa agli altri. I miei vestiti che fini fanno? I miei vestiti sono generalmente a casa dei miei genitori, a parte di anno in anno quello precedente rimane a casa perché so che mi potrà servire perché qualcuno lo vuole rivedere, eccetera.
Non li riutilizzo, non li riadatto, ogni anno deve esserci un tema diverso, un tema nuovo ed è una sfida perché chiaramente si riparte sempre da zero. Non mi piace recuperarli, reinventarli perché ognuno ha la sua anima, ognuno è interpretato da me, è vissuto da me e quindi non mi dispiace distruggerlo o sbarazzarmene. Qualcuno mi chiede se glielo posso prestare in qualche occasione così, mi dispiace ma io non riesco a prestare i miei abiti, faccio molta fatica perché sono miei, sono io nel personaggio, no? E quindi vedere poi interpretato da qualcun altro, non lo so, non mi va, ecco, per cui sono lì, sono custoditi e prima o poi farò una mostra con quello che, che ho fatto negli anni, ecco. Abiti che ti hanno permesso di diventare intanto la mascotte, il simbolo di appunto carnevali di Marca, ma ci sono altre iniziative che ti hanno scelto un po' come simbolo? Allora, diciamo che i carnevali di Marca sono gli unici, tra virgolette, che mi danno ogni anno l'opportunità di presentare il mio abito dell'anno precedente, chiaramente, perché neanche loro fino alla fine sanno cosa interpreto. Altre occasioni ci potrebbero essere, nel senso che ci sono tanti eventi per maschere, però per me il carnevale è a febbraio o marzo, quando avviene insomma il carnevale. Durante l'anno difficilmente mi vesto e vado ad altre manifestazioni. È capitato, siamo andati in Toscana, San Vincenzo di Livorno mi sembra che si chiamasse, proprio con la favola di Pinocchio, quindi abbiamo fatto un tour tutti quanti e siamo andati giù, che c'era un evento, insomma ci hanno invitato a fare questa cosa. Poi le mie foto finiscono ovunque perché nei libri mi è capitato, ne ho uno anche che appunto ha scelto le foto, ci ha chiesto una storia e quant'altro, quindi è soddisfazione vedere che vanno a finire da qualche parte. C'è un noto fotografo della Nuova Zelanda che lui fa proprio concorsi di fotografia e quest'anno ha vinto alcuni premi anche grazie ad una mia fotografia, quindi ad una mia maschera che era il coriandolo che ho fatto nel 2024. Un indizio che vuol dire tutto, vuol dire niente, che è questo indizio. Questo è l'indizio del 2025.